Ciao a tutti, benvenuti su Sardine Warrior, portale della rievocazione storica della scherma. Oggi vorrei parlarvi di protezioni per HEMA per le braccia. Un mio amico ha di recente comprato delle protezioni per la scherma storica da questo sito che si chiama Fight Darts. Praticamente quando è arrivato il pacco io ho visto che queste protezioni a prima vista su internet sembravano abbastanza buone, in realtà non sono così tanto buone. Non sono così tanto buone da alcuni punti di vista. Come potete vedere, questo tipo di protezione è anzitutto una protezione morbida. Quindi abbiamo sì la protezione per il gomito, la protezione per l'avambraccio, però d'altro canto risulta all'interno scoperto. È un modello a taglia unica, visto che queste sono semplicemente bande elastiche e non sono assolutamente regolabili, se non le due che vanno sull'avambraccio, che permettono più o meno di regolare quanto sta tirando il tutto. Personalmente questo tipo di protezione nelle EMA non hanno una grande efficacia, perché come potete vedere lasciano i bordi scoperti, le parti interne scoperte, non coprono poi tanto bene sui lati, la parte che dà sul braccio piuttosto che sull'avambraccio non è regolabile e soprattutto è una protezione morbida. Nel caso in cui dovesse arrivare, come dire, un'arma abbastanza rigida come una spada in nylon o peggio come una spada in ferro, il colpo si sentirebbe, e vi posso assicurare che anche solo dando colpi leggeri così, magari non tanto sull'avambraccio ma sul gomito, qualcosa si inizia a sentire. Personalmente boccio alla grande questo tipo di protezioni, perché non sono utili per la pratica della scherma storica. Potrebbero essere un'alternativa per, come dire, dei combattimenti leggeri, oppure un po' alla Dog Brothers, dove usano soltanto dei guantini morbidi. Per le mani potrebbe essere un'aggiunta in più per dare maggiore senso di realtà al combattimento. Purtroppo è vero che utilizzando spesso delle protezioni molto coprenti si finisce con insomma fare della scherma storica, che solitamente è una scherma in camicia, quindi privi di un tipo di armatura che possa dare un livello di protezione eccessivo, quando nella realtà utilizzavano dei gambeson e altre imbottiture. Questo tipo di protezioni sono assolutamente inutili. Tra l'altro, vedendole mi è quasi venuto il dubbio che non fossero dei paratibia con la protezione superiore del piede modificati, però insomma non sono un esperto, quindi mi rimane un po' il beneficio del dubbio. D'altro canto questo tipo di protezioni, come ho già detto, potrebbero essere utili per un tipo di scherma non troppo aggressiva, però in generale non sono certo utili per un torneo, né tantomeno per uno sparring appena pesante. Personalmente io per anni ho utilizzato delle semplici gomitiere da cross, efficacissime contro spade in metallo, contro nylon, contro plastica, contro qualunque cosa. Hanno praticamente la protezione dell'avambraccio che va appena oltre il gomito, in realtà copre già il gomito, lo supera di poco, e poi vi è un'altra placca che si articola sotto, come potete vedere si muove alla perfezione, bloccata da un velcro, e insomma, come potete vedere, assolutamente funzionale, non così tanto ingombrante. Ovviamente un minimo di ingombro è sempre presente, però in generale molto buono. Cosa c'è che non va in questa protezione? Il lato interno è aperto, quindi se dovesse arrivare un colpo nella parte interna del braccio lo sentireste tutto. Anche le parti sui lati sono scoperte, la protezione comunque non copre fino a tutto il braccio, il che può essere una cosa positiva, perché spesso in questa zona si sovrappone il guanto, che finirebbe per bloccare i movimenti della mano con uno spessore eccessivo, e poi oltretutto questa parte risulta scoperta.
Diciamo che questa zona è una delle zone più difficili da coprire e di cui si trovano meno protezioni in generale. Io personalmente mi sono sempre trovato bene con questo tipo di gomitiere e paravambracci. L'unica cosa è che chiudere le braccia è un po' difficile, però in generale non mi aspettavo di avere chissà quale tipo di performance da delle protezioni che sono studiate per rimanere essenzialmente statiche mentre si usa una motocicletta. Devo dire che non erano neanche tanto costose, le avevo pagate forse tra i 20 e i 30 euro a suo tempo, probabilmente ora costeranno magari anche un po' di più, però in generale mi sono sempre trovato. Di recente ho comprato delle protezioni della Spes con cupoletta per il gomito e protezione per l'avambraccio integrale e ora manca soltanto da testare quello. Per oggi questo è tutto, noi ci sentiamo su questo canale per ulteriori reviews, consigli, commenti, video illustrativi su scherma storica, rievocazione e archeologia sperimentale. Ciao ciao!